siete divertiti? Ma a letto come andate? Una frana. Ma come sarebbe dire? Non mi dirai che è impotente? No, non dico questo, ma non so, forse dipende da me, dalla mia inesperienza. Oh, ecco lo sposo. Ha fatto presto. Beh, dovevo fare solo una doccia. Adesso mi sento in forma. Come va, Remo? Bene, la solita vita. Ogni tanto una battuta di caccia. Ti piace cacciare? Non mi entusiasma. Odio vedere uccidere gli animali. Ho capito. A te piace un altro genere di caccia, che io condivido pienamente. Monica, andiamo in casa. Lasciamo soli questi stupidi uomini. Dobbiamo raccontarci tante cose. A più tardi. Ciao. Salve. Ma che avranno da raccontarsi? Ma Oh, che sei rimasto incantato? Va, ho capito. La zia si è portata via la moglie e tu forse volevi stare con lei e farti una bella sgroppata, non è così? Ti capisco, siete ancora nel periodo tutto rosa, bei tempi. senti, Remo, tu sei stato sposato. Come sono andate le cose durante il viaggio di nozze? Come si è comportata tua moglie? Fammi pensare, sai, è passato tanto tempo, ma se ben ricordo tutto normale. Era calda da farmi impazzire. La prima volta aveva paura che le facessi male, ma dopo un po', ecco, diciamo che l'avevo portata al punto giusto di cottura. Per Bacco, fu lei a volere che la prendessi. A ripensarci bene, fu una gran bella notte per tutti e due. Beato te. Qualche difficoltà, ragazzo? No. Ma... Remo, di te mi fido. Dunque, devi sapere che il nostro matrimonio sta andando tutto a rotoli. Una frana. Adesso ti racconto. Certo è un pasticcio. Tu con le tue fissazioni pretine e Paolo con l'inesperienza. Ma Già, e poi non posso dire a Paolo di mettersi l'abito da prete, perché vedi, è proprio e soltanto l'abito da prete che mi sconvolge. una forma di feticismo che devi superare e subito, altrimenti sarà troppo tardi. In fondo, anch'io, per eccitarmi, devo pensare al mio povero marito Giacomo. Remo conosce il gioco e prima di fare l'amore facciamo una specie di rito preliminare. Ma zia, questo a me non serve proprio. Lo so, ma fammi pensare un po'. E tu perché non ti sposi con Remo? Ah, ma io sto bene così. E se mi sposassi verrebbe a mancare quel senso, diciamo, di peccato che mi eccita. Adesso stai zitta e ascoltami. Porca vacca, è un bel guaio. Dunque, nozze bianche. Ma dico, è possibile che quella ragazza, a vederla si direbbe che ha il fuoco nelle vene. Eppure è un pezzo di ghiaccio. Io vado su di giri, ma la sua indifferenza mi blocca. Per ogni serratura ci vuole la chiave giusta e la formula adatta. Io con Marina saprai della nostra relazione, no? Beh, per farla eccitare devo seguire un certo rituale. A me mi scoccia, ma dove c'è gusto non c'è perdenza. Bisogna che tu trovi il punto debole di Monica. Lo troveremo, stai tranquillo. Non credi, ragazzo? Arrivano le pazze. Però, chissà se quelle pazze ci possono servire. Per che cosa? Ma per risolvere il tuo problema, cacchio. Monica! Monica! Oh, guarda, c'è anche Remo, il cerbero. Oh! E quello deve essere lo sposo. Carino però, tu sei Paolo. Ben arrivato. Però in persona sei più bello che in fotografia. Sulla foto non sembrava, ma vederti sei uno schianto. E questo è Jenny. Jenny, questo è Paolo, il marito di Monica. Avanti, dagli un bacio, lui è lo sposo. E... Signor Remo, buongiorno. Ce l'ha sempre con noi? Ciao. Forse perché noi mettere troppo sconquasso, si dice così. Niente affatto. A me piacciono le belle ragazze come voi, ma ci tengo anche a raccolto. Elda? Rita?
Che gioia rivedervi. Ciao. Ciao. Ciao, Monica. Ciao. Monica, ti presento Jenny. Benvenuta, Jenny. Solo ti dovrai arrangiare per dormire, vero, zia? Ma che, non ti preoccupare, hanno già provveduto. Non è un problema, ci siamo sistemate in campagna, nel fienile, Bene, ci stiamo siete voi. benissimo. Penso vi divertirete Cosa? un mondo, quasi quasi ci vengo anch'io. Sì, hanno occupato il capannone. Fanno il bagno nell'abbeveratoio e dormono nel fienile, ste matte. Davvero? Già, nel fienile. Veramente qui mi trovo benissimo. Già, l'aria di campagna.